A Favara, all'Istituto Scolastico Comprensivo Camilleri, diretto da Rosetta Monreale, è stata inaugurata un'aula multidisciplinare all'avanguardia. Gaetano Ravanà. Una scuola sempre più all'avanguardia. L'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara, guidato dalla dirigente Rosetta Monreale, ieri ha presentato l'ennesima iniziativa atta ad arricchire l'offerta formativa. Presso la sede centrale di Via Compagna è stata inaugurata l'aula Snoezelen, una delle poche aule scolastiche multisensoriali presenti in Italia, un vero e proprio spettacolo. In tutta la penisola, infatti, se ne contano meno di 40. La Snoezelen Room nasce a beneficio dei bambini e ragazzi diversamente abili che in essa trovano un ambiente rilassante dove vengono stimolate le capacità attenzionali e di concentrazione. Allargando la sua destinazione d'uso a tutti gli alunni, una Snoezelen Room all'interno di un'istituzione scolastica può rappresentare quindi uno spazio di libertà non giudicante che favorisce l'incontro di mondi diversi che si accolgono e dialogano attraverso linguaggi non convenzionali. Di questo e di molto altro ancora si è parlato con gli ospiti illustri presenti all'appuntamento di ieri, una mattinata che non ha tradito le attese della vigilia, ricca di emozioni e progettualità. L'evento è stato anche trasmesso attraverso la pagina ufficiale Facebook dell'Istituto Scolastico. Davvero un gran bel risultato che arricchisce ancora di più l'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri, che sotto la guida di Rosetta Monreale sta ottenendo dei risultati straordinari.